sacerdoti assunti in corsia negli ospedali veneti e polemica fra i precari della sanità. È polemica per la decisione della Regione Veneto di assumere 96 sacerdoti come assistenti spirituali nelle corsie degli ospedali. Protestano soprattutto i dirigenti medici precari. Alice Cavicchioli. 2 milioni di euro, soldi pubblici provenienti dalle casse regionali, impegnati per l'assunzione di 96 sacerdoti come assistenti spirituali negli ospedali. È la scelta operata dalla Giunta Veneta, contro la quale è destinata ad allargarsi la polemica. Comunisti Italiani e Unione Atei hanno fatto fronte comune con la consegna all'assessore alla sanità Sandro Sandri di 2000 firme di cittadini veneti contro il provvedimento. Ma c'è rabbia anche tra i precari della sanità, medici, infermieri, ricercatori che attendono il posto fisso da anni. E si vede che i precari, cioè i preti precari, hanno santi in paradiso, cosa che non hanno i dirigenti precari. È giusto poi che a stipendiare i sacerdoti siano i soldi pubblici, i soldi nostri, di cattolici ma anche di atei e agnostici. Di più, quello dei sacerdoti non dovrebbe essere, secondo i principi della Chiesa, un servizio svolto in assoluta gratuità? Come nella scuola, per esempio, gli insegnanti di religione prendono di più degli insegnanti normali, passano avanti agli insegnanti normali rispetto all'anzianità di servizio e hanno altri privilegi, e così si fa a gara chi dà più privilegi alla Chiesa. La Chiesa ha perso potere nella popolazione, nella coscienza delle popolazioni, e invece ha acquisito un potere politico, economico smisurato, che è incostituzionale. Non c'è niente da fare, quindi noi quello che possiamo fare è di protestare, protestiamo, difendiamo i diritti dei non cattolici in Italia.